Ripartiranno nel prossimo weekend i campionati di preminente interesse nazionali. Il presidente della LD di Sicilia, Sandro Morgana, con apposita delibera, ha stabilito il nuovo calendario delle attività di calcio regionale. Si riparte con la prima di ritorno, sabato con gli anticipi e domenica rivedremo in campo le formazioni di eccellenza maschile e femminile e quelle al via del campionato di Serie C1 di calcio a 5 sia maschile che femminile. Il 29 e il 30 gennaio toccherà invece ai campionati di promozione prima e seconda categoria di Serie C2 calcio a 5. È confermato l'inizio del girone di ritorno dei campionati giovanili regionali Under 17 e Under 15 per fine mese. Scatteranno invece nella settimana successiva, weekend del 5 e 6 febbraio, i campionati provinciali di Lega giovanile e tra queste anche il campionato di terza categoria, dato che il numero elevato di recuperi è ancora da disputare. Alla riunione hanno partecipato il vicepresidente vicario Mario Tamà e il vicepresidente Dino Corbo. Confermiamo, e ha detto Morgana, la necessità in questa fase di avere tutti insieme un elevato senso di responsabilità. Riprendiamo a giocare in sicurezza e nel rispetto delle regole che prevedano per tutti i soggetti del gruppo squadra il completamento dell'iter vaccinale necessario per il rilascio del Super Green Pass. Dunque ripartono tutti i campionati di eccellenza che vedranno impegnate le agrigentine. L'Agragas inizierà il girone di ritorno fuori casa al Gurrera contro lo Sciacca, il Profavara ospita l'Enna, il Canicati gioca a Marsala, mentre il Casteltermini ospita il Castellammare. Ed ora ai nostri microfoni il tecnico dell'Agragas Giuseppe Anastasi e il nuovo presidente biancazzurro Giuseppe Deni che si soffermano sul potenziamento della squadra biancazzurra e sull'organizzazione sanitaria anti-Covid della Società dei Templi. Anastasi, allora la società si sta adoperando per cercare di alzare l'asticella dal punto di vista tecnico. Cosa c'è che si sta muovendo in casa? Stiamo cercando di alzare un attimino il livello anche a livello sostitutivo, perché oggi da qua a fine anno caso Covid ti può fermare 2 o 3 giocatori e quindi hai di bisogno anche di qualcosa di importante per subentrare. Io penso che stiamo facendo del mercato importante, stiamo aspettando qualcosa di serio, non prenderemo quello che ci può passare tra virgolette tra le mani soltanto per colmare, ma dobbiamo prendere qualcosa di importante, quindi dobbiamo stare un attimino accorti e attenti a quello che stiamo facendo. A parte il discorso tecnico, io sono convinto che la vera asticella di questo campionato è dettata invece dalla positività dei giocatori. Può influire moltissimo sull'andamento del campionato. Per positività si intende Che può essere, mentalmente? che può essere estromesso anche dal giocare Allora regolarmente. Covid, stiamo parlando del Covid. Covid, Allora, positività. che la situazione Non lo così. voglio neanche nominare questo cattivo nemico. Ok. No, appunto per questo si deve puntellare un qualcosa di importante. Perché se dovesse capitare una cosa del genere dobbiamo essere attrezzati per sostituirli nel modo migliore. Può influire sull'andamento del campionato per Secondo me tutti? sì, per qualsiasi squadra, non solo per l'Ajax, per qualsiasi squadra. Purtroppo a condizionare il campionato c'è sempre il Covid-19. Molte società, molte squadre del nostro girone A hanno molti positivi, calciatori positivi. Può condizionare, diciamo, l'andamento del campionato anche questo fattore molto a rischio? Ma ritengo che il fattore sanitario oggi ha una importanza notevole per il proseguo del campionato. Io mi auguro che questo non avvenga perché diciamo, sarebbe un disastro per le società che hanno investito tanto. È chiaro che noi come Agragas ci siamo strutturati che ogni 2 giorni a spese della società facciamo fare i tamponi e in atto non abbiamo nessun caso di Covid. Io spero che le altre società facciano altrettanto. Inizierà il giorno 23 questo campionato, lei che ne pensa? Ma le determinazioni della Lega in atto sono queste, però c'è anche una finestra dove la Lega dice che bisogna stare attenti nei prossimi giorni per vedere come si evolve la situazione Covid.